Terravecchia di Girgenti, questione che divide opinione pubblica e partiti e che ha animato la recente campagna elettorale a sindaco di Agrigento. Un progetto da oltre 3 milioni di euro per realizzare 27 alloggi nel cuore del centro storico, 9 a carico del comune, 18 dei privati. Per alcuni un'opportunità di rilancio e riqualificazione del cuore antico di Agrigento, per altri una mega speculazione edilizia da parte di noti gruppi imprenditoriali che intendono mettere le mani sul centro storico. Al di là delle posizioni, il progetto Terravecchia di Girgenti, presentato nel marzo del 2009 all'Arcivescovo Montenegro, va avanti con lo sblocco dell'appalto. Sarà l'Associazione Temporanea di Imprese di Piazza Francesco e Russo Costruzioni SRL, con sede all'Ercarafriddi, ad effettuare lavori di costruzione per conto del Comune di 9 alloggi da affittare a canone sostenibile relativamente alla parte pubblica del progetto. La gara d'appalto era stata bandita dall'Eurega di Agrigento. L'iniziativa prende l'avvio da un bando regionale pubblicato alla fine del 2008, con il quale la Regione dava mandato ai comuni di predisporre progetti per attingere alle risorse statali e regionali, prevedendo anche forme di compartecipazione da parte dei privati, proprietari e non, di immobili nelle aree del centro storico. Progetti che dovevano prevedere la riqualificazione urbana e la realizzazione di alloggi a canone sostenibile mediante la ristrutturazione di immobili esistenti. Procedure concluse nei giorni scorsi con l'aggiudicazione dei lavori, come detto, al raggruppamento di imprese palermitano. Partner privati del progetto Terravecchia di Girgenti sono le imprese Campione Industries SPA e Agrica Domus SRL.